ma che bontà, piace al ricco e anche al paese. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Rieccoci a Brescia in tavola, ciao Federica! Buongiorno! Ciao cara! Che bella la vostra compagnia, anche se per pochi minuti, la loro compagnia, non la tua ovviamente. Oggi raccontiamo un secondo di pesce. Facile. Seppia con piselli. Le seppie con piselli sono davvero semplici, eppure gli ingredienti ovviamente sono altrettanto facili. Seppie, piselli, ma piselli quelli surgelati, sì. Poi servirà un po' di pomodoro, ovviamente. Sale, olio. Perfetto, ricetta semplicissima e svelta. Sì, e poi insomma anche economicamente. Le seppioline. Allora abbiamo sfera con la nostra ricetta. Sì. Allora, gunde c'è Paola una bella pignata, gunde fa sbolentare le nostre seppie. Una volta sbolentare, gunde fa un po' di olio extravergine d'oliva con il nostro sulla passato del pomodoro. La fornana un attimino, poi sbattondete le nostre. Oddio! Che? Una fallupa, come mai? Ma va avanti, lascia perdere. Hai fatto con una fallupa alla televisione con la fallupa? Ma cos'è? La fallupa, che è una fallupa? Ma non importa, ma stai a fare la ricetta, parla della ricetta. No, ma adesso voi sai cosa è la fallupa. Ma non lo so, ma vai avanti. Cos'è? Che sagna questo? La fallupa! Oh Simone, tu come te la cavi col dialetto? È abbastanza bene, dai. Sì, dai, se la cava. Un 7, 7,5 te lo porti a casa. Sei di Brescia, della zona, di provincia? Sono di Cobiato, sono di Colle Beato. Cobiato, il paese delle pesche. E che altro ancora Colle Beato di bello? Una panchina verde gigante che hanno appena messo sulla collina. E la Roggia Cobiada, che è il fiume che attraversa il paese. Beh, insomma, ce ne sono di motivi più che validi per visitare il centro abitato di Colle Beato. Sì, è un bellissimo paesino dove fare delle passeggiate e delle grandi mangiate. Sì, bene, però qui c'è Federica che mi ha lanciato sta cosa della fallupa. Tu Simone, che sei un po' un cultore, un esperto in tante cose, tu sai che cos'è la fallupa? La fallupa non ne ho idea. Tu stai pensando a qualcosa di brutto? Sì, perché se cambi una vocale prende tutto un altro senso. Buono. Fallupa, niente. No, non la so la fallupa. Andiamo a cercare altrove. Giacomo, quanti anni hai? 30. 30 anni, tondi, guarda là, il fascino del trentenne. Sposato, fidanzato? No, single. Single, che te va bene, mannaggia te quanto ti invidio. Single di quelli belli con mamma, papà che stirano, fanno. Sì, tutto, fatto tutto. Che Dio ti benedica, il buon pranzetto, la cenetta, Servito. La copertina la sera. Esatto. Il bacino sulla fronte. Proprio così. Oh, che bei tempi. Vabbè dai, scherziamo un pochetto. Giacomo, tu di dove sei? Sei di Brescia, conosci la città? Sono della provincia. Sì, di che paese? Trenzano. Trenzano. E a Trenzano c'è la fallupa. Sai cosa può essere? Mannaggia te Federica. Non lo so. Non lo sai? No, potrebbe essere La fallupa. una forneria. Una forneria. A Trenzano c'è forneria. No, in giro. Forneria fallupa. Cioè la forneria. La forneria. Vuoi un fallupa a prendere a tu il pa. Potrebbe essere. Vabbè. Domani allora se la mamma ti manda in fallupa a prendere il pane, Esatto. obbedisci perché sei bravo con mamma Esatto. e devi fare il bravo ragazzo. Bene. E la so, io non esisto oltre cosa era la fallupa. Non era facilissimo, la fallupa, lo scarto del bozzolo del baco da seta, ma in senso anche più allargato, insomma un errore di tessitura, questa è la fallupa. Infatti è una fallupa. Vabbè, certo, Ma niente, dopo mi sa che è fera, dai. Acquisti capi acquisti belli. d'abbigliamento da 2 soldi, è evidente che poi la cosa... Poco valore, allora dai, non manti con la nostra ricettina. Sì, le seppie con i piselli stavamo raccontando. Gondi che fa sbolentare le nostre seppie, intanto fa l'olio extravergine con la nostra passato del pomodoro, la salum, a piacere, QB, quanto basta, QB, gas battondete le nostre seppie, non manti.
E che sbatto un dente, che metto un dente, inseriamo. Appoggiamo, Se non adagiamo dai, delicatamente. Adagiamo, va bene? Un po' meglio, Che sbatto dai, un dente alle nostre seppie, le forniamo un pitinì, dopo bisogna tastare a chi le piace un attimino più o meno cote, saloma a piacere che metto un silo nostro bello spolveradino de Petersen e le nostre seppie nude belle pronte. Buona, una bella pulentina. facile. Così, brava Fede. Grazie. Bella seppiolona, fammi vedere i tuoi tentacoloni. Va bene, ciao a tutti, grazie, alla prossima.